mercoledì 26 marzo, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci. Subito cominciamo con le notizie, abusi sessuali commessi, cominciamo subito con la notizia delle richieste di prestazioni sessuali alle proprie stagiste, comunque alle proprie dipendenti. Per questo motivo c'è una bufera adesso sull'onorevole Pisano. Vediamo il servizio. L'onorevole Calogero Pisano non mi ha pagato 12 mesi di stipendi, mi ha solo fatto un bonifico di 800 euro come consulenza artistica. Lei è Loredana Limblici, che senza remore lancia accuse pesanti nei confronti del deputato nazionale agrigentino di Noi Moderati, ma eletto nelle liste di Fratelli d'Italia, Calogero Pisano. Ma l'accusa raccolta dal deputato all'Ars di controcorrente Ismaele Lavardera, inserita in un'inchiesta via social sulla sua pagina Facebook, non sarebbe l'unica e soprattutto non si ferma al non pagamento di emolumenti dovuti in qualità di collaboratrice alla Camera. Ho sempre fatto delle avance alla mia persona e delle umiliazioni, era ambiguo. Cercava di rimanere da solo nella sua segreteria politica, cercava un approccio sempre insomma con un fare così subdolo. Al volto della prima accusatrice si unisce anche una voce registrata, quella di un'altra donna che resta anonima, ma che si dichiara un'ex collaboratrice che parla del medesimo modus operandi di Pisano. Il peso delle accuse aumenta. Ci sono stati altri casi di altre ragazze che hanno vissuto una situazione uguale, magari hanno cercato o di dimenticare o comunque insomma hanno avuto, non lo so, hanno temuto di non essere credute. La replica di Pisano non si è fatta attendere e sulla sua pagina Facebook scrive: sono amareggiato per la violenta e incomprensibile aggressione ricevuta da Lavardera, menzogne ripugnanti, ne risponderà in tribunale. Allora, stamattina su alcune prime, soprattutto su Repubblica Palermo. Credo. Sì, lo troviamo su diversi giornali, ma noi lo andiamo a cercare appunto su Repubblica Palermo, lo vedete qui, ecco il titolo, contratti non pagati, eccolo qua. Siamo arrivati in coda un attimino, contratti non pagati, insomma abbiamo visto le testimonianze delle due collaboratrici istituzionali di Calogero Pisano, che è un nome di spicco della politica agrigentina e tra l'altro è stato anche in prima fila per Agrigento capitale della cultura. Ci sono anche gli atti di pignoramento e di ingiunzione nei confronti di questo che è un deputato nazionale, a dimostrazione a prova di quello che hanno rivendicato le due collaboratrici e naturalmente vedremo poi che cosa succederà in altra sede giudiziaria. Adesso andiamo a Palermo perché nella giornata di ieri, non solo a Palermo ma anche a Catania, ci sono stati diversi controlli. Allo Zen, in modo particolare a Palermo, c'è stata un'operazione di controllo del territorio che è stata effettuata dalle forze dell'ordine. A Catania invece alcuni controlli hanno riguardato il quartiere San Cristoforo. Vediamo il servizio. La tensione resta alta allo Zen, quartiere difficile di Palermo, dove si segnala un'escalation di violenza. L'ultima rissa con possibili colpi di pistola la scorsa notte. Nessuna denuncia, ma una segnalazione arrivata alle forze dell'ordine che hanno predisposto numerosi controlli. Il clima qui da oltre un mese è diventato incandescente. Colpi di pistola contro case e magazzini, auto in fiamme e coltellate tra gang alla resa dei conti. La tensione è salita dopo il ferimento di un giovane nelle scorse settimane, ancora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Villa Sofia, pare a causa di una faida per il controllo dello spaccio e delle scommesse clandestine nel quartiere. Le forze dell'ordine stanno mettendo alle strette i quartieri periferici, anche a Catania. 5 cavalli ed un puledro appena nato, tutti senza microchip, sono stati sequestrati dalla polizia in 2 stalle abusive a San Cristoforo, dove sono stati trovati anche alcuni farmaci non dopanti ma illegali. Ancora controlli nel quartiere, in 4 ristoranti di via Plebiscito oltre 20 kg di alimenti, tra formaggi e salumi non tracciati, sono stati sequestrati. Qui setacciati anche alcuni negozi di articoli per la casa e una macelleria di via della Concordia, dove venivano cucinati alimenti su un braciere posizionato senza alcuna autorizzazione. Multati titolari per oltre 20.000 euro, trovati anche lavoratori regolari.
Insomma, le forze dell'ordine stanno cercando di mettere un po' di ordine, in questo quartiere. Il quartiere Zen, lo troviamo questa notizia in prima pagina sul Giornale di Sicilia: spari, incendi, risse, lo Zen ritorna polveriera, forze dell'ordine in massa nel quartiere dove le lotte per il controllo dello spaccio, l'estorsione, il gioco clandestino e gli affari illeciti hanno riportato la tensione alle stelle. Ci spiega anche il retroscena di questo fermento. Al centro di tutto, scrive il Giornale di Sicilia, lo scontro tra i fratelli Serio e la fazione di Mirko Lo Iacono. E poi invece, per quanto riguarda i controlli su Catania, San Cristoforo, sanzionati 4 ristoranti e sequestrati oltre 20 kg di alimenti, multe per oltre 20.000 euro è il bilancio di una vasta operazione di controllo nel quartiere San Cristoforo, dove appunto sono stati controllati vari ristoranti, vari esorcenti e vari stalle. A Palermo stavolta siamo al quartiere Sperone, dove non c'è un asilo pubblico, è un'installazione artistica. Denuncia che il cantiere che serviva e che serve a costruire questo asilo è fermo da mesi e nel frattempo si susseguono gli arresti per spaccio di droga. Il quartiere Sperone di Palermo non ha un asilo nido pubblico. I lavori del cantiere in via 27 maggio sono fermi da mesi, così improvvisamente, senza un reale motivo. E così questa mattina cittadine e cittadini dello Sperone hanno denunciato con l'installazione artistica, questa non è un'opera d'arte, la situazione di blocco dei lavori. Un asilo nido necessario per il quartiere che ha tantissimi bambini 0-3 anni che vengono sempre deprivati di opportunità. Ed è per questo che noi abbiamo pensato a questa installazione di protesta e di denuncia insieme alle nostre mamme, ai papà e a persone che desiderano comunque mettere in evidenza quello che non va per lavorare e risolvere le cose. Da mesi non si hanno notizie, stop ai lavori e lo potete anche vedere dalle immagini. Si sta creando quella che un po' tutti temono, ovvero una discarica a cielo aperto, quindi da mesi non si hanno risposte, lavori praticamente fermi e questo è il risultato. Io conosco un sacco di mamme che non possono andare al lavoro appunto perché non sanno dove lasciare i bimbi. E se da un lato mancano servizi fondamentali come un asilo, allo Sperone non manca invece la droga. Ennesimo arresto da parte della polizia che nella notte ha arrestato un giovane di 23 anni che smerciava cocaina, hashish e crack in qualsiasi momento della giornata, dall'alba e fino a tarda notte. Un takeaway dello stupefacente. E allora, di nuovo da Lorena, perché la situazione a Palermo è difficile in diversi, quartieri della città. Sì, e nel servizio di Marco Cullà avete visto queste bambole che sono il simbolo di questo incompiuto. 18 bambole per i 18 mesi di ritardo nella costruzione dell'asilo, una casa che i ragazzini, i bambini del quartiere chiamano la casa degli orrori. Quello che doveva essere il loro asilo oggi è il luogo del nulla. 18 sono le bambole del flash mob di protesta che circondano l'area come monito dell'infanzia negata, e 18 anche come i paletti della recinzione che ora protegge il nulla, e 18 come mezzi di cantiere indicati dal cartello del lavoro ma di fatto mai partiti e che oggi giace divelto. Gli anni che raccontano l'abbandono di questo asilo sono invece molti di più, perché la storia iniziò nel 77, addirittura il nido c'è ma non entra mai in funzione e prosegue negli anni con false partenze, promesse disattese, occupazione abusiva, incendi, l'avvio di lavori e un nuovo stop a novembre. Contro questo ennesimo capitolo del nulla di fatto, alcune mamme hanno appunto messo in scena questa sorta di installazione artistica con queste bambole, simbolo di quest'opera ancora dopo tanti anni mancata. E adesso c'è un'ultima ora, pochi minuti fa un elicottero della Guardia Costiera impegnato in una perlustrazione dall'alto durante un'attività di ricerca e soccorso ha avvistato il corpo senza vita di un uomo in zona Playa nel Golfo di Catania. Si tratta del pescatore amatoriale di 44 anni, disperso da ieri sera ad Ognina dopo essere scivolato in mare proprio davanti al lungomare di Catania. Alle ricerche hanno preso parte personale della questura di Catania e anche i vigili del fuoco. Lo scooter del pescatore 44enne è stato ritrovato in viale Ruggero di Lauria.
Restiamo adesso invece a parlare, siamo a Catania perché ci occupiamo adesso di un dormitorio che rischia di chiudere perché il 30 di marzo di fatto finisce quella che è chiamata la stagione fredda. E noi abbiamo raccolto l'appello delle persone che sono ospitate, ma anche del prete che se ne occupa. Lei dorme qui in questo letto? Sì, io ho avuto una scoltura del prete dei Gesuiti che sono meravigliose, mi sono trovato benissimo, solo che purtroppo il 31 marzo devono chiudere e io non so dove andare, andrò a finire per la strada. Il signor Roberto Laspina ha 67 anni, la sua pensione sociale è di 500 euro al mese, per questo nessuno gli vuole affittare un alloggio. A Catania ci sono 137 senza tetto che non hanno un dormitorio dove andare. Come si vive per strada? È pericoloso perché c'è il freddo, l'acqua, il vento e non significa perché siamo poveri un calcio via e via. E nella parrocchia del Crocifisso dei Miracoli ci sono lenzuola pulite e piumoni per 13 senza tetto che la sera alle 8 entrano in questo salone per la cena. Si sperimenta una coabitazione anche con stranieri, ma non è sempre facile gestire l'accoglienza. Nel nostro dormitorio abbiamo sia italiani che stranieri, ma alcuni hanno anche dei problemi mentali e quindi ci vuole gente preparata per questo tipo di accoglienza. Percorsi di vita che si mettono insieme anche per una ripartenza. Noi, ripeto, per quanto possiamo cerchiamo di dare il massimo di quello che possiamo, e cioè naturalmente l'amore per il prossimo, per avere in cambio un sorriso, ma è soprattutto qui un centro di speranza. E la condizione dei senza tetto è gravissima. A lanciare l'allarme una rete di 15 associazioni che chiede all'amministrazione comunale di aprire un dormitorio in centro città. Torniamo ai quotidiani con Lorena Dolci. Sì, dunque, allora andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia, che in prima pagina dà spazio a due delitti, due stragi di molti anni fa, quelle che oggi potremmo chiamare cold case. Il delitto di Niscemi del 2008 è una strage di Randazzo di 32 anni fa, seviziata e gettata nel pozzo. Il governo adesso risarcirà la famiglia tira un sospiro di sollievo, dice Lorena, ha finalmente avuto giustizia. Ma andiamo a leggere cosa successe 17 anni fa. Nel 2008 il brutale delitto commesso da 3 minori, un delitto senza aggettivi, brutale, efferrato, terrificante. Lorena, pensate, a 14 anni fu violentata, seviziata e poi strangolata da 3 minorenni. Era il 30 aprile del 2008 a Niscemi. La 14enne senza vita fu poi legata ad un masso e gettata in un pozzo profondo 50 metri. I genitori all'inizio pensarono alla classica fuitina, ma poche ore gli investigatori bastarono per capire che c'era qualcosa di più terribile. 13 giorni dopo la scoperta del cadavere da parte del proprietario di un fondo. Adesso arriva appunto il risarcimento. Ma c'è un'altra strage, anche questa senza giustizia, la strage Spartà del 93, ora la verità nel DNA, per i familiari ancora un supplizio. Qual è la novità? Che il RIS di Messina adesso è al lavoro sulle tracce di sangue rilevate sulle armi sequestrate nel regno del clan Sangani, che saranno comparate con i profili genetici dei sopravvissuti. In questa strage, avvenuta in un ovile il 22 gennaio del 93, furono uccisi a fucilate Antonino Spartà e i suoi 2 figli, Pietro, Vincenzo e Salvatore. Adesso ci vorranno 60 giorni di tempo per comparare il DNA dei familiari delle vittime e degli indagati. A distanza di 32 anni non è ancora chiusa la partita che ha gettato nello sconforto le donne della famiglia, le uniche praticamente sopravvissute, Rita, la sorella Venera Daniela e la madre Carmela Locastro. E poi invece andiamo a vedere una notizia che è anche una notizia di servizio che può interessare tanti, e cioè la chiusura dell'aeroporto. Ma badate bene, è una chiusura solo notturna, quindi chi ha voli durante il giorno non ha da immaginare disagi particolari. La chiusura in particolare è prevista dal 31 marzo al 30 ottobre per lavori di interramento della linea ferroviaria e per la nuova pista, e chiuderà quindi, ma appunto lo sottolineiamo, solo di notte per 7 mesi. Dunque stop ai voli da mezzanotte alle 7 del mattino.
Una breve sospensione, dice la SAC, la società che gestisce l'aeroporto, è prevista anche nel mese di agosto e qui insomma potrebbe anche esserci qualche problema perché si infittiscono moltissimo i voli. Andiamo adesso a vedere la prima pagina del quotidiano Repubblica, il tomo di Palermo, l'abbiamo già vista, la denuncia per contratti non pagati e molestie alle assistenti, bufera sul deputato pisano, parla la collaboratrice che ha affidato la sua denuncia al deputato Ismaele Lavardere e dice: mi sono sentita umiliata. Ma poi c'è una notizia di Repubblica, i titoli: spazzatura dell'Irfis, l'ente tentò subito di disfarsene, in pratica l'istituto dopo aver acquistato crediti per 15 milioni provò a cederli al fondo pensioni, ma l'offerta fu respinta. Costi elevati, operazione rischiosa, indaga la Corte dei Conti. E poi una notizia che riguarda Agrigento, capitale della cultura, un percorso, vi abbiamo spesso raccontato, irto di ostacoli e di rallentamenti. Adesso arriva questa nuova, diciamo, tegola, e cioè si è dimesso il direttore generale della Fondazione Agrigento 2025, Roberto Albergoni. Non c'è pace per la capitale italiana della cultura, scrive Repubblica, e l'addio del manager è solo l'ultima tappa di un cammino accidentato. Pochi mesi fa, infatti, a lasciare era stato anche il presidente Giacomo Minio. L'addio di Albergoni arriva subito dopo l'approvazione del bilancio della Fondazione, annunciato alcuni giorni fa dalla presidente Maria Teresa Cucinotte, una decisione maturata già da qualche mese, ma che in realtà potrebbe essere scaturita dal fatto che la nuova direttrice vuole un po' ridimensionare questo incarico. E questa è la notizia appunto che vi abbiamo appena letto. Andiamo a vedere invece la segretaria della CISL, Daniela Fumarola, ieri ospite a Palermo del congresso della CISL, che annuncia: sul lavoro, strage infinita, il nostro primo omaggio lo celebreremo in Sicilia. È una strage che sembra non finire mai, per questo con CGIL e UIL abbiamo deciso di dedicare il nostro primo omaggio unitario proprio alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. E Daniela Fumarola annuncia che sarà proprio qui in Sicilia. La nuova segretaria della CISL arriva a Palermo per il congresso, mentre si succedono in tutta Italia incidenti sul lavoro mortali. Pensate, 3 soltanto nella giornata di ieri. E Fumarola annuncia che sarà a Casteldaccia, dove, lo ricorderete, lo scorso anno morirono 5 operai al lavoro nella rete fognaria, che sarà la sede della manifestazione nazionale per la festa sul lavoro. Restiamo a Palermo, dove c'è veramente imperversa da diverso tempo una sorta di epidemia, lo mette anzi Repubblica tra virgolette, perché molti autisti dell'AMAT sono sempre in malattia, quindi una sorta di vera epidemia, e l'AMAT concede premi anti-assenteismo. Anche ieri 17 conducenti in malattia e 24 busse fermi. Accordo con i sindacati, ulteriore indennità domenicale, niente sciopero. Praticamente, per cercare di arginare il boom di assenze degli autisti, l'AMAT mette dei premi di produttività, e questo è l'accordo che è stato trovato nella serata di ieri dopo una lunga e infuocata assemblea tra i vertici dell'azienda, l'AMAT e tutte le sigle sindacali, e vediamo se questo premio di produttività sarà sufficiente a far tornare in salute gli autisti dell'AMAT. Andiamo a vedere adesso la prima pagina della Gazzetta del Sud, il quotidiano di Messina, con una buona notizia. L'ASP di Messina assumerà 82 medici, un po' una notizia in controtendenza rispetto alle gravissime carenze di organico negli ospedali, soprattutto nei pronti soccorso. Il bando per colmare le carenze di organico, in particolare negli ospedali di provincia. E poi un'ultima notizia che riguarda invece la siccità. Ce ne siamo occupati per mesi, adesso sono giorni, è stato un inverno particolarmente piovoso questa settimana a conferma, ma
Per il commissario nazionale per l'emergenza idrica non c'è da essere ottimisti perché, dice, nei bacini la situazione è peggiore dell'anno scorso. La prossima estate sarà dura. A parlare è il commissario Nicola Dell'Acqua, appunto commissario straordinaria per l'emergenza idrica, che ribalta lo scenario sconfessando il governatore che si era detto invece ottimista. Per lui il meridione e le isole hanno per i bacini una situazione peggiore dell'anno scorso, la prossima estate sarà particolarmente dura. Dell'Acqua, che è appunto il commissario straordinario, rileva che la realtà è talmente grave che non c'è tempo da perdere, lo sanno soprattutto i produttori agricoli, soprattutto della Sicilia occidentale, che è stata meno bagnata dalle piogge di questo inverno. L'immotivata esuberanza di Schifani non è sfuggita al senatore Davide Faraone, vicepresidente, che invece riprende e rilancia l'allarme del commissario straordinario. E quindi con questa nota di pessimismo, e mentre comunque fuori continua a piovere, ridò la linea ad Angelo Gagliano. Piove in questo momento su Catania, non sappiamo adesso esattamente nelle altre città che cosa succede, cercheremo di scoprirlo. Intanto però, come ogni mattina, apriamo il collegamento con la Polizia Stradale, il compartimento della Sicilia orientale. Questa mattina con noi da Sant'Agata di Militello c'è l'ispettore Filippo La Rosa. Buongiorno ispettore. Buongiorno direttore, dal compartimento Polizia Stradale di Catania. Fortunatamente non si segnalano particolari criticità sulla nostra rete viaria, nonostante l'uggiosa e piovosa giornata primaverile. Iniziamo quindi col segnalare le consuete chiusure e code nei vari tratti di nostra competenza. Iniziamo dall'autostrada Messina-Catania, ove a causa di lavori si segnala la chiusura dello svincolo di Taormina in ingresso in direzione Catania. Tale chiusura persisterà sino alle ore 24 del 12 aprile prossimo. Ci spostiamo adesso sulla tangenziale di Catania, ove si segnalano le consuete code e traffico intenso in direzione Siracusa. Rallentamenti e traffico intenso anche tra lo svincolo di San Gregorio e Catania Centro in direzione sud. Adesso sull'autostrada Catania-Siracusa-Modica segnaliamo la persistenza del divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate nel tratto compreso tra Avola e Cassibile. Sull'autostrada Catania-Palermo invece persiste la chiusura dello svincolo di Enna in ingresso e in uscita in direzione Palermo. Consigliamo per raggiungere il centro ennese gli svincoli di Mulinello e Dittaino. Sulla stessa autostrada persiste la chiusura della rampa di missione in direzione Catania dello svincolo di Caltanissetta. Ultima segnalazione è quello dei rallentamenti sulla strada statale Catania-Paternò, che interessa il tratto tra Piano Tavolo e Mister Bianco in direzione Catania. Adesso la consueta raccomandazione degli amici della Polizia Stradale, in particolare alla luce della recente e di ieri la notizia di un investimento di un operaio di 38 anni sull'autostrada 1 all'altezza di Orvieto durante la normale attività lavorativa che questo stava espletando sulla carreggiata autostradale. Quindi ci preme raccomandare il comportamento, le regole di comportamento in presenza di cantieri stradali, cantieri che tra l'altro sono numerosi sulla rete autostradale siciliana grazie ai interventi di ammodernamento che interessano la nostra rete viaria. Raccomandiamo ovviamente di rallentare in presenza di segnaletica per lavori in corso e fare molta attenzione a quelle che sono le prescrizioni dei vari cartelli, soprattutto in concomitanza di particolari situazioni critiche, quali ad esempio può essere lo scambio di carreggiata o la circolazione a doppio senso. Dal compartimento Polizia Stradale di Catania è tutto, una buona giornata a tutti. Grazie all'ispettore Filippo La Rosa in collegamento con noi dalla Polstrada, compartimento Sicilia orientale, stamattina da Sant'Agata di Militello. Le immagini adesso ci portano a Catania perché vediamo il traffico in via Vincenzo Giuffrida, vedete piuttosto sostenuto anche oggi, il manto stradale bagnato, la pioggia
che ormai cade con insistenza, anche se non ci sono dei temporali, però voglio dire è continua la pioggia ormai da ieri, rende evidentemente anche il traffico più lento e più, diciamo, ci sono più auto in giro e meno forse mezzi a due ruote. Questo contribuisce evidentemente a rendere la situazione, la viabilità più complicata. Ci dobbiamo fermare, una breve sosta, poi i quotidiani, quelli nazionali, sempre con la nostra Lorena Dolci, che ci dà uno spaccato di quelle che sono le notizie più importanti che arrivano non solo dal nostro paese ma anche dall'estero. I riflettori sono diciamo, sui colloqui a Riyadh per capire se si può raggiungere una tregua tra Russia e Ucraina. Tutto questo fra pochissimo. Eccoci al momento dei quotidiani nazionali. Lorena. Sì, allora andiamo a dare subito un'occhiata ai quotidiani nazionali, le aperture dedicate, come accade ormai da mesi, allo scenario internazionale, con questa tregua cosiddetta sul Mar Nero siglata a Riyadh, e poi le nuove accuse di Trump agli europei, ci considera parassiti, riprendendo quelle già mosse dal suo vice Vance. Ma andiamo subito a vedere dunque la Repubblica. Ecco qua l'insulto di Trump: europei parassiti. Nuovo attacco dopo le chat sui piani di guerra anti-Houthi diffuse per errore dal Pentagono, anche questo lo vedremo poi nel dettaglio. A Riyadh, bozza di accordo sul cessate il fuoco nel Mar Nero, più vicina la tregua in Ucraina. E che cos'è questa tregua nel Mar Nero? Un'intesa fra Russia e Ucraina mediata dagli Stati Uniti, un accordo dopo i colloqui che fa dire di essere ad un passo dalla fine della guerra. Zelensky però rimane cauto, riparte intanto l'export di prodotti agricoli, impegno ad attuare il cessate il fuoco sull'energia. Quali sono i 5 punti di queste intese raggiunte? Sicurezza nei commerci, il secondo punto differisce in 2 versioni: stop bombe sulle centrali, coinvolgimento di paesi terzi per sostenere il mantenimento degli accordi, e poi il coinvolgimento di Stati Uniti, dunque di Washington, per continuare a facilitare i negoziati. Sono questi primi accordi sempre a carattere economico. Andiamo a vedere adesso la prima pagina del Corriere della Sera. Kiev, primi passi per la tregua, intesa sul cessate il fuoco nel Mar Nero. Trump, il caso chat, sto con Vance, europei parassiti. E anche qui andiamo a vedere nel dettaglio. Innanzitutto una notizia shock, la definisce il Corriere della Sera, cioè l'Unione Europea, come dire, sta preparando anche ad un possibile scenario di guerra, tanto che la commissaria UE per la gestione della crisi ha spiegato in un'intervista che incoraggerà gli Stati membri a mettere insieme una sorta di kit di sopravvivenza o borsa della resilienza, in modo che tutti i cittadini siano pronti a resistere e possano essere autonomi per almeno 72 ore. Un kit di sopravvivenza. Che cosa dovrà contenere questa borsa? Una decina di prodotti ritenuti essenziali, tra cui acqua, medicinali, una torcia, documenti di identità, fiammiferi e cibo. Un'altra proposta che veramente fa un po' gelare il sangue, perché ci fa precipitare in un clima che non vorremmo vivere, è quella di creare una giornata nazionale di preparazione per sensibilizzare sulla necessità di essere pronti a qualsiasi catastrofe nell'Unione Europea, ed è prevista anche una strategia specifica per le scuole. La bozza del documento propone la creazione di un comitato di crisi speciale, appunto per portare avanti queste varie proposte. E poi dicevamo il nuovo attacco agli europei, qui c'è la vignetta di LK. C'è Trump che parla col suo vice Vance. Ha ragione Vance, dice Trump, gli europei sono dei parassiti, dunque vanno schiacciati. Manda una chat top secret a Putin, è la battuta, e fa riferimento appunto a quella chat che doveva essere segreta ma che invece ha incluso per errore persone non deputate, fra cui immaginate un giornalista. Ed ecco che La Stampa titola infatti la falla.
Ecco qua il titolo della Stampa: lo scandalo dei segreti militari rivelati in chat scuote l'amministrazione USA, che nega tutto. I Dem chiedono la testa di Waltz ed Exet. Trump dice quel reporter che appunto ha reso noto questa vicenda è disonesto e screditato, e c'è qualcuno che già chiama il chat gate, la rivelazione di informazioni militari segreti in una chat aperta, immaginate segreti militari di altissimo livello, che ha fatto il giro del mondo, mette in difficoltà alcuni membri dell'amministrazione Trump, ma il caso dona anche ossigeno ai democratici americani, che rialzano la testa per la prima volta dal trionfo elettorale del tycoon del 5 novembre scorso. E qua c'è anche il reporter incluso per errore, discutevano piani di guerra, pensavo a uno scherzo, ma invece mettevano addirittura le emoji, cioè le faccine, per commentare questi piani militari. Veniamo all'altro nucleo di tensione, quello in Medio Oriente. Israele. Spuntano i piani per occupare la striscia a Gaza, cortei anti-Hamas. Qui vediamo le proteste nel nord della striscia contro Hamas per chiedere la fine della guerra. Mentre qui vediamo il regista palestinese Hamdan Ballal in ospedale dopo la liberazione. Intanto continuano i raid israeliani, ieri 37 morti, secondo il Financial Times c'è un progetto per tornare in modo permanente nell'enclave palestinese, cioè a Gaza. Lasciamo adesso lo scenario internazionale, veniamo a vedere le notizie italiane, e c'è una notizia di cronaca. Erba caso chiuso, ricordate la strage di Erba, si era chiesta la revisione del processo a Olindo e Rosa, ma la Cassazione ha respinto il ricorso. I coniugi dunque restano in carcere, non ci sarà la revisione del processo, la decisione dopo 18 anni di inchieste, sentenze e teorie innocentiste. La difesa di questa coppia però ancora non si arrende e valuta l'ipotesi di fare ricorso alla Corte europea. Anche qui vediamo ancora Rosa e Olinda, ultimo atto, ma la Cassazione dice no alla revisione del processo. E poi c'è un'altra tragedia che riguarda questa donna che si era sottoposta alla liposuzione. Emergono dettagli su quello che è successo dal chirurgo. Aveva un'emorragia e lui diceva datele acqua e zucchero, il precedente del chirurgo di Simonetta. La sala, una sorta di sala operatoria fai da te, descritta nella sentenza, al centro comunque della Roma Bene, a pochi passi da Via Nazionale. Se Simonetta, la 62enne morta dopo una liposuzione, avesse potuto visitarla, forse sarebbe ancora viva. Era all'interno di un palazzo storico, fra uno scaldino ad aria buono per scongelare l'ambiente e scaffali di protesi pronte all'uso. Carlo Bravi, il chirurgo estetico, oggi 73enne, promuoveva la quarta misura di seno attraverso il passaparola di signore già operate. Qualcuno, in verità sopravvissuta per un soffio alle competenze del medico, aveva addirittura lamentato effetti collaterali. Qui vediamo la foto di questa vittima morta per una sepsi, ovvero una infezione, e questa è la causa del decesso, verifiche in corso sul rispetto delle norme igienico-sanitarie di questa sala operatoria. E poi andiamo a vedere le condizioni del nostro Papa, che come sapete è stato dimesso, anche se ovviamente non ha ripreso la forma precedente. È stato però in grado di concelebrare la messa, è convalescente ma è tornato a casa sua a Santa Marta, fa degli esercizi respiratori, fa dei passi con il deambulatore. Domani saranno passati 5 anni da quella sera del 27 marzo 2020, quando sotto la pioggia, mentre la gente era a casa, e Francesco nella piazza vuota pregava per la fine della pandemia. Un'immagine che ci è rimasta impressa e che non riusciamo a dimenticare, vero Angelo? Proprio che mi fa cenno con la testa. E poi la notizia che Carlo e la moglie hanno deciso di rinviare l'incontro proprio in segno di rispetto e per non affaticare troppo il Papa.
Bene, grazie Lorena, ci fermiamo qui per la rassegna stampa con i quotidiani nazionali, adesso vediamo le previsioni meteo e poi ci ritroviamo in studio con il primo degli ospiti di questa mattina. Con Lorena Dolci ci troviamo ancora più avanti nel corso di Buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì la circolazione di bassa pressione porterà ancora maltempo al sud e sul medio versante adriatico, meglio invece al centro-nord. Per quanto riguarda la Sicilia, dunque, avremo una giornata ancora molto instabile o perturbata, piogge e rovesci diffusi più insistenti sui settori centro-orientali della regione, anche a carattere temporalesco, un po' meglio ad ovest dove avremo anche qualche temporanea schiarita. Le temperature caleranno con valori massimi non superiori ai 16-17 gradi su tutta l'isola. Anche la giornata di giovedì sarà caratterizzata da instabilità piuttosto diffusa, ancora delle piogge e dei rovesci nel corso della giornata, seppur intervallati da qualche pausa asciutta e da qualche temporanea schiarita. Ventilazione dai quadranti nord-occidentali e mari molto mossi. Le temperature saranno stazionarie e un lieve riprese nei valori massimi, generalmente compresi tra 15 e 20 gradi. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Torniamo insieme a Buongiorno Sicilia e do il bentrovato e il benvenuto e il buongiorno a Sandrone Dazieri, buongiorno. E con noi in studio c'è anche Giampiero Vincenzo, buongiorno. Buongiorno. Di che cosa parliamo? Parliamo di questa Catania di cui abbiamo già comunque discusso abbondantemente nel corso di Buongiorno Sicilia, che diventa una sorta di set a disposizione per delle produzioni importanti, e c'è un progetto che è legato soprattutto all'Accademia delle Belle Arti, in collaborazione con il Ministero dell'Università e anche della Ricerca, con il supporto anche dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli, perché si possano produrre diciamo delle serie televisive qui a Catania. Partiamo da Giampiero Vincenzo perché volevo capire a che punto siamo. Poi andremo nella fase quasi esecutiva, quasi. Beh, siamo al punto che finalmente entriamo nella fase di preproduzione, abbiamo il piacere di lavorare con Sandrone Dazieri, che è un autore, è un giallista, è uno sceneggiatore internazionale, pubblicato in 30 paesi, insomma veramente una personalità della nostra letteratura e del nostro cinema, e stiamo lavorando con lui per la sceneggiatura della serie televisiva che si ispira al suo ciclo del Gorilla, che è uno dei due cicli principali che lui ha prodotto, e su questo siamo molto contenti perché sarà realizzato e sarà ambientato a Catania. Allora, attenti al Gorilla, questo è il titolo della serie, è una serie che adesso necessita diciamo di calarsi nell'humus della città di Catania, di questa città che tu comunque conosci abbastanza bene. Conosco abbastanza bene e sto cominciando a conoscere meglio, ma devo dire che è la cosa fantastica il fatto di poter prendere un tuo romanzo, una tua storia, che ho scritto negli anni 90 all'inizio, poi la serie è andata avanti fino a pochi anni fa, e ambientarla in un'altra città. Quindi ristudiare, riraccontare qualche cosa. Io ho sempre pensato che i personaggi dei gialli possano essere universali, perché attraverso il crimine, attraverso l'indagine possono raccontare qualsiasi cosa. Ecco, nella prima tornata il Gorilla ha raccontato Milano, adesso racconterà Catania, e per me è un'impresa fantastica. È che Milano, dicevi prima, Catania era considerata Milano del Sud, e bisogna vedere quali saranno i punti di contatto, se ci sono, perché Catania nel frattempo è cambiata tanto. È cambiata tanto, è cambiato il mondo, diciamo, in questi 20 anni. Però io credo che la capacità del giallo sia sempre quella di essere attuale. Cioè, se hai voglia di raccontare il presente, di studiarlo, allora il crimine è un modo anche per capire come cambiano le città, come cambiano la distribuzione del potere, come cambiano le storie, come cambiano i giovani. Ecco, l'idea è questa, cioè proprio di raccontare la nuova Catania, i nuovi giovani di oggi e anche il nuovo underground. Quando si comincia?
nella fattività. Adesso stiamo studiando la sceneggiatura, stiamo studiando l'ambiente, nel frattempo vediamo anche delle immagini, però ci sarà un momento in cui si comincerà veramente, non dico a girare, però... Noi prevediamo di girare in autunno, quindi ottobre-novembre, ma in realtà per noi è già inizio, nel senso che già stiamo lavorando sulla preproduzione, stiamo già lavorando sull'idea di casting, sull'idea di location, abbiamo effettuato una serie di sopralluoghi per vedere i posti, ma soprattutto lo spirito, e grazie anche a Sandrone, è quello di permetterci di vedere una Catania che non è la solita Catania delle cartoline, che è un pochino logora alla fine, ma è una Catania noir, una Catania di notte, una Catania meravigliosa, la Catania che conosciamo, che purtroppo non sempre emerge anche cinematograficamente. Allora dobbiamo cercare di far emergere questa Catania descritta da Giampiero Vincenzi. Devo dire che non sarebbe possibile questo senza l'Accademia, ma non perché adesso perché c'è lui, eccetera, ma anche proprio per questo rapporto con i giovani dell'Accademia, che mi stanno insegnando tantissimo, proprio di Catania, di come vivono, ed è un rapporto fecondo per uno scrittore. La movida di Catania. Sì, ma proprio anche le loro speranze, il loro modo di vedere questa città, che è diversa da quello che posso avere io, che puoi avere tu, che può avere una persona dell'età sua. Insomma, in qualche modo possiamo fare qualcosa di interessante. Da dove si comincia? Da dove si comincia quando ci si cala in un set così grande come la città di Catania, diciamo così, perché molte volte il set è ristretto a degli studi televisivi, allora si lavora... Però se uno deve calarsi in una realtà, una città, Catania in questo caso, da dov'è che si comincia? Dalla sua notte. Io trovo la notte di Catania affascinantissima, affascinantissima. È una città dei mille risvolti. Ho appena cominciato a conoscerla, diciamo, ma penso di approfondire sempre di più. A proposito del progetto, perché questo progetto abbiamo detto prima che è comunque sostenuto forte dal Ministero dell'Università, con il Ministero delle Ricerche anche, e c'è anche il PNRR che fornisce comunque delle risorse, oltre anche risorse dello Stato per l'appunto. Risorse che vanno indirizzate, mirate, sì alla realizzazione della fiction, ma immagino anche a risorse anche umane importanti per far sì che poi questo progetto diventi una bella realtà. Ci siamo inventati un metodo nuovo che penso non esista né in Italia né altrove, dove i docenti e gli studenti partecipano attraverso borse di studio, forme di incentivazione alla produzione, e ci sono appunto gli apporti professionali di autori, i sceneggiatori, i registi, le produzioni, che invece naturalmente entrano come rapporto professionale. È una cosa nuova, quando ci saranno gli studi, e speriamo di averli a settembre, un poco prima delle riprese, sarà anche più semplice e forse anche la città potrà vederlo più facilmente, però in realtà stiamo inventandoci un lavoro che permette di mettere insieme formazione e produzione, che poi è il modello adesso che ha permesso alla Turchia in 10 anni di diventare una macchina da guerra nella produzione audiovisiva. Può fare veramente la differenza per Catania, perché nel momento in cui si crea questo polo, poi arriveranno produttori che avranno bisogno di appoggiarsi, quindi lavoreranno con gli studenti, faranno altre serie, faranno altri film, e finalmente ci sarà un qualche cosa veramente di ricerca e di sviluppo di nuove idee, e questo io lo trovo fortissimo, perché a Milano non riesco a farlo. Allora, io ho una curiosità. La mia curiosità è questa: hai lavorato in squadra antimafia, anche in intelligence e in RIS Roma. È possibile, immagino, che ci siano dei punti di contatto con quell'idea di produzione, di sceneggiatura? Sì, perché l'idea è quella sempre di fare un prodotto divertente, affascinante e che racconta però di più la realtà. Quando facevamo Squadra Antimafia, io, insomma, per me è stata una scuola, l'ho fatta per 8 anni, e raccontavamo in qualche modo la visione della mafia un po' classica, insomma, anche un po' ferma nel tempo. Certo, mettevamo dei temi attuali, ma era ferma nel tempo. Adesso vogliamo raccontare il presente. Il presente non è più quello, come posso dire, la Gomorra siciliana, detta così. È un'altra cosa, cioè Catania non è la mafia, ma Catania è cultura, è storia. A me interessa quello,
Prima di salutarci, perché il tempo è quello che è, siamo sempre di corsa, adesso c'è un nuovo thriller che hai scritto, che è pubblicato da Rizzoli, Uccidi i ricchi. Sì. Cioè, È un programma. È tutto un programma. Allora, chiaramente non lo dico io, ma lo dice uno dei personaggi. È quello che diciamo, raccontare il presente. In questo presente i nuovi ricchi, i super ricchi, in qualche modo stanno determinando il mondo e stanno cambiandolo. E fare un thriller, chiaramente sempre divertente, avventuroso, eccetera, ti può permettere anche di capire come è cambiato il mondo. Stiamo anche vedendo la copertina. Ah, sì, grazie. Sì. Ecco, capiamo come è cambiato il mondo anche attraverso la ricchezza, come è distribuita, la povertà. Insomma, io credo molto al fatto del racconto del presente attraverso il genere. Ma è una sorta di metafora questo Uccidi i ricchi? Sì, anche se muoiono davvero dei ricchi. Sì, muoiono ammazzati, almeno 2 o 3. Ah, abbiamo scoperto qualcosa di questo film. Un'ultima osservazione per Giampiero Vincenzo. Voglio tornare ai ragazzi, perché quello che mi preme è capire, ne abbiamo parlato già l'altra volta, c'è grande entusiasmo da parte dei giovani nell'accogliere questo progetto, ma in che cosa si sentono più coinvolti in questa fase? Perché c'è magari chi aspira a diventare attore, c'è magari chi ama, che ne so, la sceneggiatura oppure la regia. Ci sono, diciamo, delle predilezioni, si può utilizzare questo termine da parte dei giovani? Allora, per fortuna il cinema veramente è in grado di abbracciare quasi tutte le arti, perché non penso che ci sia un'arte che resta fuori la produzione cinematografica. Ma oggi gli artisti, i pittori, i programmatori, i sceneggiatori, cioè da chi usa la tavoletta, chi usa il computer, chi usa la voce, chi usa il corpo, sono tutti coinvolti. Quello che mi piace, e devo dire mi diverte sempre dei ragazzi, è che cominciano a capire di crederci, perché non è mai successo finora che i ragazzi in accademia, spesso, come lo sappiamo, i nostri studenti un po' svogliati, un po' bisogna tirarli, come tutti i ragazzi oggi, si trovano immersi nella produzione, vedono gli autori, vedono i registi, non ci credevano, gli stanno brillando gli occhi, sono incentivati, gli diamo borse di studio per partecipare, cosa che era inimmaginabile fino a poco tempo fa, quindi veramente in questo momento... È un sistema virtuoso, diciamo, che si è messo in moto? Sì, assolutamente sì. E ai ragazzi devo dire, adesso che cominciano a crederci, veramente gli brillano gli occhi. Allora, io vi auguro che, insomma, che tutto possa andare secondo i programmi, secondo quella che è il planning, si dice così adesso. Con legno, perché nel nostro mondo la scaramanzia è... Però magari dopo il primo Chuck, che so, ci potremo rivedere, ci aggiorniamo, assolutamente. Così magari facciamo un punto della situazione. Grazie per essere stati con noi questa mattina, Giampiero Vincenzo, che è responsabile di questo progetto che si chiama CIFABIT, ecco, l'Accademia delle Belle Arti di Catania con il Ministero dell'Università e della Ricerca, c'è anche l'Accademia delle Belle Arti di Napoli che si occuperà di post-produzione. Grazie per essere stato con noi, Sandro Dazieri, che farà la sceneggiatura di questa serie che farà realizzata qui a Catania, registrata qui a Catania, che si intitola Attenti al gorilla. In bocca al lupo. Noi ci fermiamo. Grazie. Fra pochissimo torniamo, altri ospiti, parleremo d'altro, parleremo di emergenza con il 118. Tutto questo a Buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo in studio, una notizia intanto: un bambino di 4 anni e la mamma sono stati ricoverati all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo essere stati azzannati dal cane di famiglia. L'episodio è avvenuto in una casa di campagna ad Aragona, siamo in provincia di Agrigento. Il cane di cui che si trovava, diciamo, nel piazzale dell'abitazione, non è chiaro cosa sia effettivamente successo, forse il piccolo si è avvicinato per giocare con l'animale. È certo però che il cane all'improvviso lo ha aggredito e morso alla testa, provocandogli una ferita lacero contusa sul cuoio capelluto e anche al collo. La mamma è accorsa in aiuto del bimbo e anche lei è stata azzannata ad una
Koch. Torniamo adesso ai quotidiani, torniamo da Lorena Dolci per dare un'occhiata ad altre prime pagine intanto. Sì, volevo però ricollegarmi un attimo alla notizia che hai appena letto, perché ieri abbiamo fatto un approfondimento dedicato appunto ai casi di aggressione da parte di cani e sto notando che, come già accaduto alla signora di Petrosino, anche questo era un cane legato alla catena. C'è un progetto di legge che è già passato il vaglio della Camera, andrà al Senato per rendere reato tenere i cani alla catena, sarà reato e quindi chiaramente causa disagio, potrebbe anche esserci questa forma di disagio dietro queste forme di aggressioni. Ma andiamo a vedere adesso la prima pagina della Stampa, perché abbiamo parlato della segretaria della CISL che ha annunciato il congresso in Sicilia qua il 1° maggio e faceva riferimento alle ultime morti sul lavoro, e una di queste vittime è Daniel, appena 22 anni, ucciso da una scheggia, 3 morti in una mattina di ordinaria strage sul lavoro. Ma andiamo a vedere chi era appunto Daniel. Eccolo qua, questo ragazzo è morto il giorno dopo il suo 22esimo compleanno nello stabilimento della ST Microelectronics che stampa ingranaggi industriali a Maniago. In pratica è rimasto incastrato nel nastro trasportatore. L'operaio sarebbe rimasto incastrato con il braccio e con la testa. Nicola è stato agganciato dal rullo, dice un collega, per spiegare quello che è successo a Nicola Sicignano. Questa è l'altra vittima, aveva 50 anni e 2 figli e lavorava per l'azienda di smaltimento rifiuti. È morto appunto sul lavoro ed è morto stritolato. Ma volevo vedere anche la storia di Daniel che lavorava alla STM, adesso meno 100 gli impiegati, meno Daniel, che aveva programmato la sua festa di compleanno, l'aveva rimandata al sabato successivo perché non poteva festeggiare durante i giorni e le notti di lavoro. Era appena iniziato il turno, ha messo sotto la pressa un ingranaggio, ma durante l'estrazione con delle grandi pinze quel pezzo incandescente si è frantumato e una scheggia lo ha colpito a morte, trafiggendogli un polmone. Anche lui è crollato lì dove era, sul posto di lavoro, e purtroppo queste statistiche parlano di 1090 morti sul lavoro nel 2024, la maggior parte di età compresa tra i 55 e i 64 anni, 147 le vittime nel settore costruzioni, che è il più colpito da questa strage. E poi un'altra storia che troviamo ancora sulla Stampa, la storia di Monica Lorenzatti. Lei è la mamma che era al volante di un'auto coinvolta in un tamponamento. Cosa dice? Nell'incidente ho perso tutto, vivo già in una prigione di dolore. La donna torinese che tamponò un tir è stata condannata a 2 anni. In quell'incidente morirono la figlia, la sorella e la nipote. L'autista del camion, racconta lei, ha frenato senza motivo. La mia battaglia per la verità va avanti. E cosa dice questa Monica Lorenzatti distrutta? Io non ho paura di andare in galera, perché è dal giorno dell'incidente che vivo in una prigione di dolore, con una sofferenza che non si può immaginare. Quando perdi una figlia, una sorella gemella e una nipote tutte assieme, niente più come prima e non lo sarà mai. Sopravvivi e basta. E lei appunto era alla guida dell'auto che ha tamponato un tir sull'autostrada del Brennero. Le 2 minori, che fra l'altro erano campionesse di pattinaggio, morirono sul colpo. Lei riportò delle ferite. Dopo 7 anni e mezzo di processo è stata condannata in primo grado a 2 anni di carcere, come l'autista che guidava quel tir. E poi c'è la storia di Depardieu, lo sapete, l'attore francese al centro di un processo con l'accusa di molestie e di violenze. Lui si difende e attacca il movimento MeToo, dice che crea un clima di terrore, contesto i fatti, non sono un maniaco. Parole oscene, si difende. Cosa vuol dire oscene? Volgari? Sì, mi succede di dirlo ogni tanto. Le violenze, l'ho presa anche per non scivolare, perché ero infastidito dal suo comportamento, e sono tutta la difesa di Depardieu. Certo, contesto i fatti, ha detto ai giudici con voce decisa ma stanca Gérard Depardieu,
prima di andare in scena con la pièce più difficile della sua carriera, quella del contrattacco, dove l'attore risponde per la prima volta alle accuse di violenza sessuale nei confronti di 2 donne che sostengono di essere state aggredite dall'attore sul set di un film. Il palcoscenico questa volta è il Tribunale di Parigi, nel secondo giorno del processo che vede tutti i riflettori puntati sull'artista 76enne, mostro sacro naturalmente del cinema. Va bene, grazie a Lorena per questo suo aggiornamento sempre dai quotidiani. Adesso ci colleghiamo telefonicamente con il presidente del SEUS 118 Sicilia, Riccardo Castro. Buongiorno, intanto grazie per essere con noi a Buongiorno Sicilia. Buongiorno dottore, buongiorno a tutti voi e ai nostri telespettatori che ci sentono. Castro, con lei parliamo di emergenza e domani in particolare se ne parlerà a Palazzo dei Normanni con una giornata di lavori che comincerà di mattina, andrà avanti fino quasi all'ora di pranzo. Il tema centrale sono i modelli organizzativi che sono adottati a livello regionale, ma ci sarà un confronto tra gli esperti di questo tema, immagino. Assolutamente è importante, perché chiaramente per rendere ancora più efficiente quello che è il sistema dell'emergenza è sempre importante, è sempre utile confrontarsi anche con altri modelli organizzativi. In questo caso ci saranno autorevoli professionisti della Lombardia, Lazio, Piemonte, della Sardegna e altrettante autorevoli figure che riguardano le società scientifiche, sempre che sono nell'ambito dell'emergenza. Quindi confrontarsi è sempre importante, al tempo stesso anche per noi un modo per far conoscere a tutti coloro che sono all'interno del sistema emergenziale quello che sin qui ha fatto di buono il 118. Castro, in qualche modo sarà anche l'occasione per fare un bilancio di quella che è stato il 2024, nel senso che si daranno i numeri, veramente i dati di tutti i vostri interventi effettuati nelle 252 postazioni vostre sul territorio siciliano. Sì, assolutamente, si parlerà di numeri, ha detto benissimo, dottore, 252 postazioni, perché ricordiamo che di recente l'individuazione della postazione di Lampedusa, che tanto di buono sta facendo, e devo dire che è anche un modo, oltre a parlare di numeri, per evidenziare quelli che sono stati gli interventi dei miei ragazzi, degli autisti soccorritori, ma parliamo delle postazioni in senso lato, perché le postazioni oltre agli autisti soccorritori prevedono chiaramente tutto il personale sanitario che va da tutti noi ringraziato, e in tal senso oltre a quelli che sono i quotidiani interventi, ci sono anche interventi assolutamente importanti, molto belli, che alcuni di questi di recente sono saliti sulla ribalta delle cronache, come quello che c'è stato a Scicli, dove un importante intervento fatto dai miei ragazzi che hanno salvato un bambino dalle violenze domestiche. Quindi i ragazzi hanno un ruolo importante per tutta la nostra comunità, sono al fianco della nostra collettività, e quindi questo convegno, che poi di fatto ricorre nell'istituzione del 33esimo anno del 118, è anche un modo per sottolineare a tutti quello che è il loro importante ruolo nella nostra comunità. Castro, 2 temi volevo toccare velocemente prima di salutarci. Intanto, quali sono le prospettive per il futuro del 118, e legato a questo anche quelle che sono le prossime sfide che avete in campo, che state preparando, perché chiaramente ogni giorno è una sfida per fare sempre meglio e per portare chiaramente un servizio migliore.
Ma intanto va detto che una sfida importante, anzi diciamo più che sfida, è proprio una prima tappa importante, è quella di continuare a incidere e mettere una bandiera abbastanza solida sul fenomeno delle aggressioni agli autisti soccorritori. Di recente abbiamo avuto un incontro con Sua Eccellenza il dottore Mariani, prefetto di Palermo, per attivare una modalità che possa creare un vero e proprio deterrente contro le aggressioni degli autisti soccorritori, contro questo fenomeno vile nei confronti degli autisti soccorritori. In tal senso tanto abbiamo fatto, ma in prospettiva, anzi abbastanza concreta, perché è una cosa che dovrà essere nel breve, l'attivazione di un panic button che prevede un intervento delle forze dell'ordine immediato nel caso appunto di aggressione. La sfida prospettica importante è quella della telemedicina e chiaramente il digitale che subentra all'interno del circuito emergenziale e perché no, noi attendiamo senza paura quello che sarà a breve anche l'ingresso dell'intelligenza artificiale all'interno del circuito emergenziale, per avere un unico centro di comando di quelle che sono le centrali operative. Grazie davvero al presidente della SEUS 118 Sicilia Riccardo Castro, buon lavoro. In bocca al lupo, perché ogni giorno assistete e date veramente conforto a tantissime persone grazie al vostro personale che è sempre pronto ad intervenire. Buon lavoro ancora e buona giornata. Grazie. E allora ci fermiamo, facciamo un'altra breve sosta e fra poco avremo un altro ospite in collegamento con noi, Gianrico Carofiglio. Parleremo del suo elogio dell'ignoranza e dell'errore. A fra pochissimo. Eccoci, siamo di nuovo in studio per dare il benvenuto e il buongiorno a Gianrico Carofiglio. Buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie di essere con noi questa mattina. Stamattina, quando ho visto la scheda che mi è stata preparata dalla redazione, la prima cosa che mi è venuto in mente, leggendo poi tra le righe, mi è venuto in mente un pensiero quasi socratico, cioè io so di non sapere. Un po' tutti noi dobbiamo essere coscienti del fatto che alla fine forse non sappiamo tutto, perché non possiamo sempre sapere tutto e molto spesso cadiamo in errore, forse anche per presunzione. Allora, però cerchiamo di capire questo nuovo libro che si intitola Elogio dell'ignoranza e dell'errore, perché molte volte diciamo ho sbagliato e quasi quasi ci vergogniamo. È vero? Il problema è proprio questo, non è sbagliare o non sbagliare, perché sbagliamo tutti e sbagliare è una parte fondamentale del nostro stare al mondo. Noi capiamo il mondo attraverso gli errori, impariamo attraverso gli errori, stabiliamo le nostre relazioni e stabiliamo migliori relazioni attraverso il meccanismo di commettere errori, di correggerli e di adeguare la rotta. La maggior parte del nostro tempo la passiamo a essere in torto, se mi passa l'espressione. Quindi il tema non è chi è in torto e chi no, chi sbaglia e chi non sbaglia, sbagliamo tutti. Il problema è che la maggior parte di noi tende, una volta commesso un errore, a negare di averlo commesso, a negarlo con gli altri e a negarlo anche con se stesso. E il problema è ovviamente tutto lì, perché l'errore può essere, non sempre, ma spesso è un'opportunità di apprendimento, ci offre la possibilità di vedere uno scenario nuovo che prima non immaginavamo nemmeno, ma per sfruttare queste possibilità bisogna essere capaci di riconoscerlo. Ecco, diciamo, questo libro riflette sulla necessità e anche sulla gioia di riconoscere i propri errori e di imparare da essi. Le chiedo scusa se faccio questa osservazione anche, ma non è che a scuola, quando andiamo a scuola, ci inculcano un pensiero che l'errore è un errore, cioè che non bisogna sbagliare? Uno dei temi è proprio il modo in cui è strutturata l'educazione in generale, un'educazione di tipo autoritario. Non mi riferisco a un tema politico, sia chiaro, mi riferisco appunto all'idea che secondo gran parte
delle impostazioni didattiche c'è una risposta giusta e una risposta sbagliata, e la risposta sbagliata va il più possibile evitata se si vuole far bella figura. Questo fa danni sugli studenti all'inizio meno avvantaggiati per 1000 ragioni, forse solo per carattere, ma la cosa che si vede di meno è che fa danni sugli studenti più brillanti, perché gli studenti più brillanti da un sistema di questo tipo ricevono un messaggio tanto implicito quanto potente, e cioè ogni volta che risponderai in modo esatto, come diciamo noi, come dice la struttura, avrai una gratificazione, e se non risponderai in modo esatto, quella gratificazione, quel sentirti più bravo o più brava ti verrà negato. E paradossalmente con questo meccanismo quelli più brillanti spesso perdono ogni capacità e ogni desiderio, ogni voglia di rischiare, di andare alla ricerca di soluzioni nuove, cioè di esercitare proprio quell'intelligenza per cui all'inizio venivano elogiati. Bisogna educare a sbagliare, ripeto, con soavità, bisogna educare a imparare ad amare i propri errori, che non vuol dire sbagliare a tutti i costi, che ovviamente sarebbe una banalità, significa accettare questa componente della nostra umanità. Nel libro si cita una frase di Goethe che dice: gli errori più di ogni altra cosa rendono l'uomo amabile, ed è così, ci rendono amabili verso gli altri, perché le persone apprezzano chi è capace di riconoscere gli errori, e ci rendono amabili verso noi stessi, perché ci fanno far pace con la nostra finitezza. È un po' anche un tema, diciamo, che è presente nello spettacolo che porto proprio in questi giorni in Sicilia, che è sul potere della gentilezza, e riflette sullo stesso tema, la nostra imperfezione e l'accettazione di questa imperfezione da un altro punto di vista. È un'occasione, possiamo dire, anche di crescita, non solo individuale, ma si cresce tutti quanti insieme, no? Vede, per tenere insieme i due concetti, errore e gentilezza, non solo gli individui capaci di riconoscere gli errori e di praticare la gentilezza strategica, che sia chiaro non sono le buone maniere o la buona educazione, che pure ci piacciono, ma un modo di entrare in rapporto col mondo. Dicevo, individui e collettività capaci di mettere in atto queste due pratiche hanno comportamenti eticamente più apprezzabili, ma la questione non è soltanto questo. Ciò che è meno evidente è che questi comportamenti eticamente apprezzabili sono più efficaci, siamo più bravi ad agire nel mondo, siamo più bravi all'occorrenza a vincere i conflitti, a superare una discussione difficile, solo che lo facciamo non in maniera violenta, e non mi riferisco alla violenza fisica ovviamente, non in modo impositivo, ma cercando di cogliere la complessità, il punto di vista dell'altro, cercando soluzioni condivise. Questa è la strategia della gentilezza, che implica, diciamo, sfuggire alla trappola dell'ego. È quella trappola dell'ego che ci induce in generale a nascondere, a negare gli errori e quindi a non imparare da essi. L'elogio dell'ignoranza e dell'errore, che è edito da Einaudi, è diciamo, anche una riconoscenza dei limiti che tutti noi abbiamo. In qualche modo bisogna saper ammettere quelli che sono i limiti. È chiaro che non possiamo sapere tutto, non possiamo conoscere tutto, molte volte facciamo di tutto per dire che sappiamo e conosciamo tutto, ma è quello un grande errore. È un grandissimo errore di metodo, perché non è che non possiamo sapere tutto, non possiamo sapere quasi niente. Anche le persone, diciamo, di più vasta competenza e cultura, nel migliore dei casi potranno diventare molto competenti in uno specifico ambito. Il problema è che la caratteristica della vera competenza è la consapevolezza dei suoi limiti, cioè la consapevolezza di tutto quello che non rientra nel territorio di quella competenza. Viceversa, invece, la caratteristica della ignoranza inconsapevole e in molti casi della stupidità, che, attenzione, non è una cosa che riguarda qualcuno, la stupidità è un rischio che ci riguarda tutti quanti. La caratteristica, dicevo, della stupidità è la inconsapevolezza della propria incompetenza. Diciamo, le persone che si comportano in modo stupido, ripeto, possiamo essere tutti in certi momenti della nostra vita, sono quelle che pensano di sapere cose che invece non conoscono assolutamente. Nello spettacolo che faremo a Catania domani e a Palermo dopodomani c'è proprio una parte che io, diciamo, amo, è quella del racconto della stupidità, di come essa sia un rischio per tutti noi e su come sfuggire alla stupidità significhi ancora una volta riconciliarsi con la propria intelligenza, col mondo che ci sta attorno.
Caro figlio, chiudiamo questo incontro di oggi con un messaggio. Insomma, nel libro c'è una sorta di manifesto contro quella che è l'idea, diciamo così, generale, che l'errore e l'ignoranza debbono essere sempre visti in maniera negativa. Allora possiamo dire che si può cogliere un aspetto positivo in tutto questo. È molto di più di questo. Il titolo è ovviamente provocatorio, perché queste due parole, errore e ignoranza, hanno una cattiva reputazione e in un certo significato è giusto che abbiano una cattiva reputazione. Che cosa non ci piace? Ci piacciono gli errori di chi non li vuole riconoscere, gli errori arroganti, gli errori ripetuti, e non ci piace l'ignoranza, anch'essa arrogante, inconsapevole, di chi è incompetente e pretende di esprimersi su qualsiasi tema. Viceversa, però, ci piace chi è capace di cogliere le opportunità che nascono dagli errori, dai cambiamenti di direzione. C'è tutta una storia di scoperte scientifiche in altri campi che dipendono da errori, appunto dall'aver preso una strada che sembrava sbagliata e che poi ha portato in un posto completamente inatteso. E l'ignoranza consapevole è la dote delle persone che imparano. Maxwell, grande fisico, grandissimo fisico, il più grande forse fra Newton e Einstein, dice: la vera premessa di ogni conoscenza scientifica è l'ignoranza consapevole. Io vi viene da dire anche allegra. Grazie a Gianrico Carofiglio per essere stato questa mattina con noi. Il suo Elogio dell'ignoranza e dell'errore, edito da Einaudi. In bocca al lupo, grazie. Viva il lupo sempre. Una buona giornata, noi ci fermiamo per andare a vedere delle piccole pillole di almanacco e dopo torneremo di nuovo, stavolta per parlare di stelle. Scruteremo le stelle con Marco Amato. Oggi 26 marzo è la giornata mondiale della lentezza, un invito a rallentare e vivere un giorno diverso, concentrati su un compito alla volta. In un mondo dove il lavoro ci segue ovunque, trovarsi a fare 1000 cose insieme può essere poco produttivo. Infatti gli esperti dicono che gestire più compiti contemporaneamente fa perdere il 25% del tempo in più. Quindi oggi prendiamoci il nostro tempo. Go slow, be happy. Ma voi lo sapevate che la stella polare è un sistema triplo? Detto in parole povere, si tratta di 3 stelle che girano attorno a un centro comune. Se guardiamo una carta celeste, cioè una rappresentazione di una parte di tutta la sfera celeste, vedremo le stelle rappresentate come dei puntini, più grandi per le stelle più luminose, più piccoli per quelle più deboli. E vedremo inoltre che la stella polare si trova a meno di 1 grado dal polo nord celeste. Per questo viene utilizzata come punto di riferimento. Allora, il momento come anticipato delle stelle. Buongiorno a Marco Amato, la sua tazzina di caffè che non vorrei sbagliare, ma è dorata, se non sbaglio, no? Almeno è dorata, è oro, buongiorno. E poi c'è un piattino che riflette. È oro con brio. Allora, perfetto. Buon caffè intanto. Perché grazie, è la specchiatura dell'oro che riflette questo piattino molto colorato e che dà un effetto un pochino più movimentato. Ma oggi l'oro l'ho scelto per una ragione trionfale. Quando scomodo l'oro è sempre un premio, un primato. A chi va l'oro oggi? A 2 splendide donne che mi hanno molto incuriosito per una ragione zodiacale che riconduce proprio all'oro e alla luce. Parliamo infatti di Anna, la nostra rapper italiana che ha assolutamente spopolato, tanto che è diventata candidata e vincitrice del Billboard Woman Music Award. Accidenti, quanto è complicata sta nomenclatura, viva la lingua italiana. In ogni caso lei per l'Italia vince assolutamente questo ambitissimo e prestigiosissimo premio al Teatro di Los Angeles, ma a vincere come donna dell'anno in senso globale è Doeki, anche essa è una bravissima rapper.
Tutte e due sono accomunate dal fatto che sono nate Anna il 14 agosto, Doeki il 15, entrambe quindi nate sotto il segno del leone, sotto il segno del sole, della luce, dell'oro. Ebbene, cosa succede sulla ruota zodiacale? Quest'augurio è assolutamente salutato dai movimenti planetari in Ariete, il Sole è in Ariete, ma tra poco tutta una serie di sorprese zodiacali come i movimenti di Venere, Mercurio e Nettuno incederanno anch'essi in questo segno di fuoco. Ecco, vedete, quando un pianeta è in un segno, gli altri due dello stesso elemento ne godono a piene mani, quindi in parole povere questa primavera comincia con viva i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Oggi la bella Venere peraltro ha un ripensamento, perché proprio dall'Ariete si rituffa, si rifugia in Pesci. Cosa succede? Area di romanticità? Non del tutto, perché la Luna è ancora in Acquario. Quindi cosa succede nello zodiaco? Allora, per Ariete sicuramente un momento di grande passione, ma forse è il caso di ritirare fuori un po' più di lucidità e quindi di analizzare meglio la situazione. Un po' di freno, ecco. Oggi è la giornata della lentezza, quindi ci sta tutto per voi. Toro, i pianeti tornano più congeniali ed è proprio la vostra Venere che vi dà un assist ottimo in amore, fatene tesoro. Gemelli, Mercurio, anch'esso retrogrado, si sta muovendo verso i Pesci al seguito di Venere. State forse affondando un po' i pensieri in qualche passato più o meno recente che volete rianalizzare. Cancro, la Luna in Acquario, quindi per voi i movimenti planetari contano poco. Quella Luna vi fa sempre sognare e vi fa pensare a dei progetti un po' più rivoluzionari. Leone, Luna in opposizione oggi, ma tutto l'appoggio planetario di Sole, Mercurio e Venere vi bastano, e tra poco, tra l'altro, proprio domani, sarà il grande Nettuno ad diventare di nuovo un trigono amico e a sostenervi. Più di così. Vergine, Venere torna a essere in opposizione, quindi forse in amore la Vergine ha qualcosa da rivedere, da aggiustare e una comunicazione un po' migliore da curare a livello affettivo. Bilancia, questi movimenti planetari di Venere vi portano a essere un pochino più sospettosi, sì, ma meno bellicosi, perché Venere si sposta dall'opposizione, quindi torna un po' di calma in amore e una voglia di ragionare con il partner su alcune cose che non vi convincono. Scorpione, a voi piacciono i misteri e la bella Venere infatti si lega con Plutone, per cui cosa c'è da scoprire o da rendere ancora più passionale? Stupirete il partner con effetti speciali. Sagittario, è una giornata oggi molto particolare proprio perché Venere torna in quadratura, ma l'appoggio della Luna e del Sole vi aiuteranno comunque ad affrontare le cose nella maniera migliore possibile. Capricorno, a voi non basta mai, e quindi comunque con una Venere che siete assolutamente di recupero in termini affettivi, aspettate ancora che Saturno manifesti un grande successo lavorativo. Un po' impazienti oggi. Acquario, a proposito di impazienza, nel vostro segno zodiacale la Luna che non vedete l'ora che vada via. Questo accadrà entro domani, ma sicuramente Venere vi risulta un po' ambigua. Forse vi sentite un po' troppo seguiti da persone che non vi piacciono molto, fuggite. Pesci, Venere torna nei vostri gradi, voi siete il regno di esaltazione di Venere, siete il segno che amate di più. C'è anche Saturno però, quindi con dolcezza terrete le redini un po' di tutto. E detto questo, auguro a tutti sotto il sole del Leone, subsole deorum, una splendida giornata. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Grazie Marco, a domani, a Buongiorno Sicilia. Adesso torniamo da Lorena perché abbiamo una curiosità stamattina che può suscitare polemiche. Sì, è una proposta che sicuramente fa discutere, ed è quella dell'ex ministro Franceschini, che ha proposto una legge per trasmettere ai figli solo, pensate solo, il cognome della madre. Lo troviamo su vari giornali, anche sul Messaggero, solo il cognome della madre. C'è chi dice no, fra le obiezioni quello di uno storico che dice: e se due fratelli si ritrovassero con nomi diversi dopo che la legge è entrata in vigore? Ma c'è anche la sociologa Chiara Saraceno che dice devono essere assegnati in automatico entrambi i cognomi. E ancora, giusto tendere alla parità dei sessi ma senza creare altri disagi. Insomma, sicuramente, come dicevi tu, una proposta che farà discutere. Grazie Lorena. Per chiudere, oggi che è la giornata della lentezza, c'è un po' di musica
rocchettara, diciamo così. Grazie a tutti, a domani con Buongiorno Sicilia.